Dopo il grido d'allarme del presidente Silvio Alessi nel bel mezzo della festa per l'importante vittoria conseguita a Taranto, è arrivata la risposta di Marcello Giavarini, che Alessi aveva invocato e chiamato in causa per salvare il giocattolo. Il presidente onorario non si è fatto attendere ed ha rilasciato una dichiarazione che dovrebbe servire, al punto in cui siamo, per andare avanti in campionato con la serenità necessaria. Giavarini, tra l'altro, parla dell'amicizia che lo lega ad Alessi. Ammiro l'atto di generosità del presidente Silvio Alessi nell'avere portato a conoscenza la tifoseria acragantina in merito alla situazione economica dell'Acragas. Se devo essere sincero, dice Giavarini, in cuor mio immaginavo, mio malgrado, che dopo la mia uscita di novembre nessuna di tutte le trattative portate avanti si sarebbe realizzata. Ma speravo che gli sforzi fatti da tutte le parti potessero avere un esito positivo volto a garantire all'Acragas un tranquillo percorso di campionato. Non vi nascondo, continua Giavarini, che i colori biancoazzurri in questi 2 anni hanno lasciato un segno profondo nel mio cuore. Restando fermo nell'idea che rimango fuori dalla società Acragas, non posso restare insensibile al grido di aiuto che Alessi ha lanciato nei miei confronti e, capendo tutti gli sforzi che lui sta facendo da solo per salvare l'Acragas e finire il campionato, ho deciso di aiutarlo economicamente, contribuendo a versare all'Acragas un contributo economico, aiutandolo a pagare gli stipendi dei calciatori tesserati per finire il campionato in corso. Colgo l'occasione per augurare un grosso in bocca al lupo, conclude Giavarini, alla squadra per il proseguo del campionato. Giavarini invita Silvio Alessi ad apportare i tagli per ridurre le spese del budget, così come previsto dall'Assemblea dei Soci. Intanto ci si prepara per incontrare domenica il Matera all'Esseneto e riuscire nell'impresa, sperando in una massiccia presenza di pubblico. A dirigere la gara sarà un arbitro che in ben 2 occasioni ha portato davvero fortuna ai biancoazzurri. Si tratta del romano Matteo Marchetti. Si viene da una bella vittoria, domenica sarà un'altra grande partita con Matera, no? Sì, abbiamo fatto una bella prestazione contro il Taranto, però dobbiamo essere con i piedi a terra e continuare il nostro percorso. Qui ancora mancano 9 partite che sono fondamentali. Domenica stiamo lavorando questa settimana per sempre portare qualcosa di importante a casa. Non si passa in nostra testa la retrocessione, quindi pensiamo sempre, come ho detto prima, vogliamo salvarsi senza il play-out.